Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tutte le notizie in diretta dalle nostre province. È in corso una maxi operazione per smantellare un'organizzazione criminale che fa capo ai Sinti. È in corso non soltanto in Veneto ma anche in altre regioni. Andiamo in diretta da Mirko Cavallina. A te Mirko. Buongiorno dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza con Simone Squarcina. Gli uomini dell'Arma hanno messo a segno nel corso della notte, le prime luci dell'alba, un'importante operazione tra la provincia di Vicenza e la provincia di Pisa, smantellando una banda dedita a furti e rapine. 4 le persone arrestate, 4 quelle denunciate, 2 i casi in particolare al centro delle indagini dei Carabinieri. Una violenta rapina ai danni di 2 anziani a Malo nel marzo 2025 e poi pochi giorni dopo il tentativo di effrazione in una casa che era sotto sigilli perché nel Veronese erano stati trovati i cadaveri mummificati di altri 2 anziani. 3 sono cittadini italiani tra gli arrestati, 1 invece è di origine balcanica, assicurati alle carceri di Vicenza e di Pisa, come ci hanno spiegato i comandanti dell'Arma e del nucleo operativo di Vicenza. Comandante, un'importante operazione che ci fa tornare indietro al marzo 2025. Sì, infatti, alle luci dell'alba di quest'oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza ha concluso questa importante operazione per garantire la sicurezza nella nostra comunità. In particolare sono stati arrestati 4 soggetti ritenuti responsabili di rapina e furti in villa e le indagini hanno tratto origine appunto da una spietata rapina in villa che era avvenuta nel marzo 25 a Malo. 3 degli indagati sono stati individuati in Toscana, in particolare nella provincia di Pisa, a Pisa e a Pontedera, un altro invece a Torre Blevicino, quindi nella nostra provincia berica. A marzo appunto è avvenuta questa molto violenta rapina in villa a Malo, in cui 2 coniugi sono stati colti di sorpresa durante la notte. In particolare l'uomo era stato colto all'esterno nel giardino mentre stava portando il proprio animale domestico a spasso e i malviventi avevano fatto irruzione in casa, avevano addirittura legato le vittime e poi le avevano rapinate di ingenti valori, fino a 50.000 euro circa abbiamo quantificato il danno. Nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima 2 coniugi morti mummificati e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Quindi addirittura sono andati a sciacallare all'interno della casa di persone già defunte. Il loro modus operandi ce lo riassume? Allora, diciamo che arrivano, sicuramente ci sono dei sostegni logistici in provincia. In questo caso abbiamo accertato che da fuori provincia arrivano con alcune macchine veloci, poi hanno rubato delle targhe, sostituiscono la targa per cercare di non essere visti né presi e poi vanno via. Come dicevamo prima, diversi mesi di indagine, un'indagine coordinata magistralmente dalla Procura della Repubblica di Vicenza che ha visto un connubio tra il lavoro investigativo della componente investigativa provinciale e il controllo del territorio fatto dalla stazione Carabinieri di Malo e dalla compagnia Carabinieri di Schio. L'attività di indagine che abbiamo concluso stamattina con questa operazione che sono state assicurate alla giustizia tutte e 4, anche non c'è stata alcuna criticità, anche se qualcuno delle persone che doveva ricevere il mandato ha cercato comunque di non farsi prendere o comunque di fuggire all'atto giudiziario. Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare se ci siano legami con altri episodi criminosi avvenuti in particolare nell'ultimo periodo, anche nel Vicentino. Grazie a Mirko Cavallina, al nostro operatore Simone Squarcina. Proprio ieri, come vi abbiamo riferito nei
telegiornali anche ieri sera la visita a Vicenza del ministro Piantedosi, ministro degli interni, che ha partecipato ad un vertice proprio in prefettura con il Comitato di Sicurezza e dell'Ordine Pubblico, e può darsi che appunto, anzi può darsi sicuramente, il capo del Viminale era al corrente di questa operazione che ha smantellato una banda di ladri pericolosa. Potrebbero essere gli stessi che hanno assaltato anche la villa dell'ex senatore della Lega Alberto Filippi ad Arcugnano. Ma poi ci sono i furti, ci sono gli scippi, insomma la piccola delinquenza viene anche definita microcriminalità, ma fa molti danni. Un supermercato a Bassano del Grappa ha preso particolarmente di mira la rabbia dei clienti, l'esasperazione. Andiamo da Monica Smiderle con Alessandro Costa Curta per la parte tecnica. A te, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, viene definita, etichettata come microcriminalità, ma insomma la preoccupazione qui in quartiere San Vito a Bassano è palpabile, cresce. Sono diversi i furti di portafogli che sono stati messi a segno negli ultimi giorni all'interno del supermercato Ali che vedete alle mie spalle. Vengono compiuti in particolare all'interno del supermercato, tra le corsie, vengono presi di mira soprattutto anziani, ma in particolare le donne. Con molta destrezza i ladri riescono ad infilare le mani all'interno delle borse delle clienti del punto vendita e a sfilare il portafogli. Come vi dicevo, cresce la preoccupazione tra i clienti, ma più in generale tra le tante persone che risiedono in questo quartiere particolarmente popoloso della città di Bassano. Ripercorriamo allora i fatti con il servizio di Ivano Tolettini. 5 furti di portafogli nel giro di pochi giorni e allarme all'Aliper del quartiere San Vito di Bassano, dove i ladri stanno colpendo clienti anziani e donne con una rapidità impressionante. I malviventi agiscono come falchi, osservano le vittime tra corsie e casse, poi sfilano il portafoglio da borse e tasche, approfittando di un attimo di distrazione. Nonostante il supermercato abbia raddoppiato la sicurezza privata, il fenomeno non si arresta. Una donna si è recata ai carabinieri per denunciare l'ennesimo furto. Tra i residenti cresce la preoccupazione. C'è chi parla di bande organizzate che entrano in azione dentro e fuori il supermercato negli orari più affollati. La richiesta ora è una sola: più controlli e maggiore presenza delle forze dell'ordine. Maggiori controlli, questo chiedono i residenti. Il quartiere San Vito è stato già al centro di altri episodi di cronaca, con furti compiuti invece all'esterno sempre di questo supermercato, ma anche nei parchetti pubblici di questo quartiere. Come abbiamo sentito nel servizio, è stata intensificata la vigilanza. Abbiamo parlato anche con il direttore del supermercato, che ci ha confermato di aver raddoppiato la vigilanza per dare maggiore sicurezza ai cittadini e ai tanti clienti che frequentano il punto vendita. Da Bassano per il momento è tutto. Direttore, la linea torna allo studio. Grazie molte a Monica Smiderle e Alessandro Costa Curta. E adesso andiamo a Belluno, perché sono in corso perquisizioni nelle società Simico e Graffer per la cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo, un progetto che non è stato ancora portato alla conclusione, che ha scatenato molte polemiche. Qui la Procura sta indagando sull'appalto. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani, dal nostro operatore Stefano Bozzi. A te Tiziana.
Sì, direttore, buongiorno. Hai detto bene, anche perché i filoni di indagine a questo punto sono due. Uno, quello che sicuramente probabilmente è il più noto, quello aperto dalla Procura di Belluno per Frana, e quello che invece emerge oggi, che diventa una vera e propria valanga giudiziaria post-olimpica e sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Era nell'aria da qualche tempo. Questa mattina la Procura di Belluno ha disposto le perquisizioni in 5 città italiane, a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina, alla ricerca di prove che confermino quanto peraltro già acquisito a carico dei responsabili di Simico, società committente, e di Graffer SRL, che è la società esecutrice dell'opera, opera incompiuta Apollonio Socrepes. Ufficiali di polizia giudiziaria della squadra mobile di Belluno e del servizio centrale operativo della Polizia di Stato di Roma stanno eseguendo perquisizioni anche personali, quindi non solo societarie, per acquisire la documentazione utile a ricostruire l'appalto che nel febbraio 2000, la gara che nel febbraio 2025 venne annullata dopo la diffusione di notizie di stampa relative all'interessamento per la realizzazione dell'Apollonio Socrepes di Leitner e di Doppelmayr, due colossi del settore. Nel comunicato della Procura non si fa cenno evidentemente a Leitner e a Doppelmayr, ma il riferimento è evidente. Il reato ipotizzato a carico degli indagati che ancora indagati che non sono ancora stati non solo identificati né quantificati, ecco, anche a titolo di responsabilità. Il reato è quello di turbata libertà della gara di appalto, e vi leggo testualmente la conclusione del comunicato del procuratore di Belluno Massimo De Bortoli, che è anche noto per avere avere condotto la inchiesta giudiziaria su Veneto Banca. L'ipotesi investigativa, si legge, concerne la possibile sussistenza di condotte che, grazie ad accordi collusivi o comunque tramite modalità fraudolente, hanno deliberatamente favorito la società Graffer SRL nell'assegnazione dei lavori a discapito di altre ditte interessate nell'esecuzione degli stessi, con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro l'inizio dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Le attività di indagine sono svolte anche con l'ausilio di consulenti tecnici e sono rivolte a rafforzare un solido compendio probatorio che nel frattempo è già stato acquisito. E insomma, una vera e propria, forse più che bufera, valanga giudiziaria su Milano Cortina, in questo caso su Simico e su Graffer. Cercheremo di raccogliere nelle prossime ore maggiori informazioni che vi riferiremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Belluno, direttore, per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Vediamo sempre da Belluno sul Corriere delle Alpi, è sempre una notizia che riguarda un'azienda, anzi un grosso gruppo, l'Essilux. C'è uno scontro tra i fratelli Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico, che accende la guerra per la cassaforte del Delfin, il grande gruppo che era stato fondato da Leonardo Del Vecchio. Topi in un vano tecnico nel blocco del policlinico dell'azienda ospedaliera di Padova. Dopo il ritrovamento è stata avviata la disinfestazione. L'azienda ospedaliera dichiara che l'attività chirurgica prosegue in modo regolare.
Top in un'area del Policlinico dove a scopo precauzionale sono state chiuse alcune sale operatorie. Il ritrovamento, avvenuto in un vano tecnico non comunicante con gli spazi dedicati all'attività assistenziale, secondo quanto emerge da una nota diffusa dall'azienda ospedaliera, è stato al centro di un incontro che ha ridefinito anche un piano di riorganizzazione finalizzato a dare continuità all'attività delle sale operatorie. Secondo alcune indiscrezioni, a contribuire alla presenza dei roditori potrebbero essere stati anche i cantieri del tram, che hanno comportato la realizzazione dei sottoservizi proprio a ridosso dell'area ospedaliera. Nella nota diffusa l'azienda precisa che è stata avviata immediatamente la procedura di disinfestazione estesa in via precauzionale a tutti gli ambienti clinici e non del blocco trattamenti del Policlinico. L'attività chirurgica sta proseguendo regolarmente in quanto riorganizzata in altre sale operatorie dell'azienda, ad eccezione di pochi interventi non urgenti che sono stati riprogrammati per i prossimi giorni. Quanto sopra è stato condiviso e pianificato con i professionisti interessati e con l'ufficio tecnico per evitare disservizi e favorire la continuità delle attività. Torneremo alla cronaca, ma adesso una pagina che riguarda la politica, e cioè esponenti della Lega che hanno lasciato il carroccio nel caso di Luciano Sandoná per raggiungere il generale Roberto Vannacci con Futuro Nazionale. Vedo Sandoná insieme a Chiara Gaiani. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ringraziamo Luciano Sandoná per aver accettato il nostro invito. Lo dicevi, ha aderito al nuovo partito fondato dal generale Vannacci, quindi a Futuro Nazionale, ex consigliere regionale della Lega, tra l'altro presidente anche della Commissione Bilancio. Già durante le regionali c'erano stati dei problemi con il suo vecchio partito, con la Lega, tanto che lei ha corso alle scorse regionali con Fratelli d'Italia. Adesso l'ingresso all'interno di Futuro Nazionale. La domanda che mi viene spontanea è: che cosa sta succedendo nella Lega? Questo non lo so, poi io vedo anch'io delle reazioni all'interno del movimento, ma non voglio entrare più di tanto in questioni che riguardano in questo momento la Lega. Probabilmente ha smarrito la strada degli obiettivi che si era dato fin dall'inizio, quindi insomma vedo una confusione a tutti i livelli. Ecco, lei perché ha aderito al movimento di Vannacci? La sua adesione era già stata annunciata circa un mese fa, un padovano di peso, un padovano eccellente, pronto ad entrare nel movimento, in queste ultime 24 ore l'ufficializzazione. No, aderito, ho trovato un movimento fresco, frizzante, fatto di giovani. Ho visto tantissimo entusiasmo nei comizi a cui ho assistito, dove c'era il generale Vannacci. Ho visto un entusiasmo che non si vedeva da 30 anni nelle piazze. La cosa che mi ha impressionato è stata la presenza di tanti ragazzi giovani. Poi le parole d'ordine di Roberto Vannacci, che sono parole che qualche anno fa sarebbero state la difesa della famiglia, la tutela delle forze dell'ordine, la sicurezza, sarebbero state l'assoluta normalità. In questo momento diventano quasi rivoluzionarie, perché certe parole non si possono più usare nel nostro, perché il politically correct ci impone tutto un altro linguaggio. Invece col generale Vannacci c'è una libertà non solo di usare dei termini, ma anche di azione politica che non si riscontrava già da qualche tempo in tutte le altre offerte politiche. Questo è anche il segreto di un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale anche con i numeri. Ricordiamo che ci sono più di 40.000 iscritti attualmente in Italia e circa 5.000 in Veneto, quindi numeri di grande spessore. Ecco, allora, prima di fare un'altra domanda a Luciano Sandoná, vi proporrei il servizio confezionato dalla redazione che riguarda un altro addio eccellente alla Lega, arrivato proprio nelle ultime 24 ore, quello di Alberto Villanova. Sentiamo le reazioni al fatto all'ex consigliere Villanova, che non ha rinnovato la tessera della Lega. Non nego che sono abbastanza sorpreso di questa decisione. Capisco la delusione per la mancata elezione, nonostante tutto il lavoro che ad Alberto va riconosciuto in questi anni come consigliere regionale e capogruppo, però non nego appunto la
la sorpresa, ma avrò occasione in giornata di fare una chiacchierata. Sorpreso il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin, anche perché, dice, dovesse esserci qualche defezione in Consiglio regionale, Villanova sarebbe il primo dei non eletti a rientrare al Ferrofini. Dispiace che se lo farà, e immagino che se dovesse capitare l'occasione lo faccia, non lo farà nelle file della Lega. Dalla Camera dei Deputati sorpresa e dispiacere da parte di Gianangelo Boff. Con lui abbiamo condiviso tante battaglie e tante sfide. È una notizia che mi rattrista e mi dispiace molto. Una decisione che impone anche una riflessione nel partito, secondo il vicepresidente della provincia di Padova. Una scelta sicuramente dolorosa la sua, che va compresa, che va rispettata, ma che al tempo stesso ci indica una strada importante e obbligatoria come Lega, che è quella insomma di valorizzare meglio i nostri amministratori, valorizzare meglio la nostra classe dirigente. Ecco, valorizzare gli amministratori, valorizzare la classe dirigente, ha appena detto, l'avete sentito, Daniele Canella. Lei non si è sentito valorizzato dalla Lega, Sandonà? Ma io ho ricevuto un trattamento che è stato, diciamo, unico nel suo genere, perché sono stato direttamente escluso senza motivo, senza alcuna telefonata dalle liste della Lega. Sono stato l'unico, ricordo sempre, nel Veneto, ed ero in regola in tutti i sensi nel partito, quindi però vedo che adesso questa cosa prosegue anche con altre persone che sono molto valide all'interno del partito. Ricordo solo Alberto Villanova, ma ricordiamo anche come Alberto Villanova ha guidato il gruppo regionale negli ultimi 5 anni, insomma, e anche tantissime altre persone che sono all'interno della Lega e sono sicuramente la spina dorsale e sono delle persone che hanno dato tanto al movimento. Questo sicuramente me lo sento di dire. Ecco, guardando all'oggi, al movimento all'interno del quale si trova, come si sta organizzando Futuro Nazionale in Veneto e a Padova? Ma il Futuro Nazionale si sta organizzando con dei comitati costituenti, perché ricordiamo che il 13 e 14 giugno c'è il congresso nazionale a Roma e quindi i comitati costituenti porteranno dei delegati all'interno del congresso che esprimeranno, diciamo, dei propri rappresentanti, e poi verranno portate delle idee. Sarà assolutamente un evento di primissimo ordine a livello nazionale, anche perché è un'assoluta novità. È una novità soprattutto che sta stimolando e pungolando l'attuale governo di centrodestra, che si era posto degli obiettivi, ma diciamo fa molta fatica a raggiungerli, e è preso da tutta una serie di mediazioni, tutta una serie di cose che non stanno andando, diciamo, fino in fondo. Ecco, per questo che Roberto Vannacci, assieme a tutti gli aderenti a Futuro Nazionale, portano avanti una politica che è molto più determinata, molto più concreta e molto più diretta verso gli obiettivi, insomma, che sono obiettivi anche ambiziosi, ma per poter sostenere proprio una sfida alle prossime elezioni politiche. Ecco, allora io in chiusura ringrazio per essere stato con noi Luciano Sandonà. Ovviamente ci sarà spazio alla riflessione, ringrazio anche per la collaborazione tecnica Andrea Benetti, e vi lascio all'intervista che è stata raccolta questa mattina da Marta Zatta con il presidente della regione Alberto Stefani, proprio sull'abbandono della Lega da parte di Alberto Villanova. La linea poi può tornare a voi. Mi dispiace ovviamente, però io in questi 6 mesi ero concentrato a rispondere ai cittadini. Io sono un presidente di regione, devo prima rispondere ai cittadini del Veneto, poi posso rispondere agli ex consiglieri regionali. Su questo credo sia normale e doveroso che i cittadini del Veneto abbiano la priorità. Così il presidente Alberto Stefani. Ieri sera abbiamo parlato anche a Focus di Villanova e anche di Sandonà, e c'era tra l'altro Sonia Brescacin che era passata dalla Lega al gruppo misto. Sentiamo cosa ha detto, e poi ha parlato ieri sera anche Stefano Trubian, sempre della Lega. Sentiamo. Sicuramente faccio fatica e non commento una scelta che è una scelta personale e che quindi come tale va rispettata. Quindi non entro, ecco, nella scelta personale di Villanova. Faccio però notare che la politica deve sempre cercare di darsi una prospettiva. Anch'io 4 mesi fa sono stata messa sulla graticola per una decisione che adesso ripaga, perché con me la Lega presidia il 3° gruppo consigliare in Consiglio regionale.
Tutto qui. No, pensavo... Beh, il messaggio è stato sì, no, ma chiarissimo, pensavo che ci fosse anche un'altra parte. Allora, Trubianzu, chiedo anche a lei come esponente della Lega se ritiene che Alberto Villanova... Lo ha saputo anche lei della televisione? No, io ho parlato con Alberto questo pomeriggio casualmente, non era ovviamente una telefonata strumentale, l'ho fatta perché ritenevo che il rapporto umano vada coltivato e considero Alberto assolutamente persona capace e che ancora può dare il suo fattivo apporto. Non è il caso che ovviamente commenti in questa sede una telefonata di natura squisitamente personale. Quello che posso dire, questo sì, gli ho detto guarda ti chiamo la prossima settimana così la tessera se non la fai tu te la faccio io, comunque hai tempo di riflettere, cosa che ovviamente non farà sulla scorta delle mie riflessioni, ma da amico mi sono sentito di confrontarmi. Il tema che ho posto ad Alberto, questo sì, in franchezza posso dire, è che ciascuno di noi dalla sinistra, non dico estrema sinistra perché mancherei di rispetto, ma insomma da tutto l'emiciclo, chiunque fa politica sa quanto la politica riservi a noi tutti anche degli elementi, passatemi il termine, di astratta ingratitudine che ciascuno di noi vive. E io stesso ogni tanto mi sono chiesto ma chi me lo fa fare avendo lo studio, avendo gli impegni, tutti noi in famiglia con il tempo che si sacrifica, chi la fa onestamente e la stragrande maggioranza di noi per fortuna la fa così, sa quanto costi in termini di sacrificio. Allora il tema che ho posto ad Alberto e che pongo a tutti è guardate che forse lo stimolo per continuare a fare politica non è quanto ci ritorna in termini di utilità personale o di dignità personale, ma quanto crediamo di essere minimamente utili per le nostre comunità. Così Stefano Trubian ieri sera a Focus, a commento dell'abbandono della Lega da parte di Alberto Villanova. Adesso parliamo di un tragico incidente stradale sulla 4, sempre in un tratto maledetto. Un imprenditore di 57 anni si è schiantato contro un tir con il suo SUV, il SUV ha preso fuoco, insomma è morto, era un manager di Pramaggiore. Andiamo in diretta da Esmeralda Dalla Longa. A te Esmeralda. Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche a tutti i telespettatori. Ci troviamo a Pramaggiore, come vedete alle mie spalle c'è l'azienda Uno Contract, che era proprio l'azienda dove lavorava Massimo Tabaro, l'uomo di 57 anni che è tragicamente deceduto nell'incidente sulla A4 nel pomeriggio di ieri, in seguito, come diceva lei, anche allo scontro, al tamponamento contro un camion che ha fatto prendere fuoco alla BMW X1 dove era alla guida appunto Tabaro, e l'uomo carbonizzato è stato tirato fuori dai vigili del fuoco e poi preso in esame dal personale sanitario, ma dopo ore di attesa non c'era più nulla da fare. E in seguito al riconoscimento della vittima c'è stato un forte sgomento da parte di tutta la comunità, amici, parenti, familiari e anche colleghi. Abbiamo sentito appunto poco fa alcuni colleghi di Tabaro che hanno riferito che oltre a lavorare come project manager in azienda era anche il figlio del titolare, quindi una figura di grande spicco, di grande importanza a livello lavorativo, ma è stato descritto dai colleghi come una persona anche a livello emotivo di grande cuore, ecco, con molte idee, molto solare come persona. I colleghi che abbiamo sentito poco fa non se la sono sentiti di rilasciare dichiarazioni perché totalmente sconvolti dall'accaduto, tutta la comunità in lutto, tutta l'azienda anche in lutto appunto. Tabaro era una persona molto nota nel Portogruarese, che era dove lui viveva nella zona dei Fratti, non distante dal centro cittadino. Era molto conosciuto a livello sociale per il suo ruolo, ma anche perché era nipote di Angelo Tabaro, un imprenditore. Tutta la famiglia era una famiglia di imprenditori molto noti nella regione Veneto, quindi una persona che ha lasciato un grande vuoto a tutti
un'intera comunità in lutto per il tragico incidente, per il quale sono al vaglio anche le dinamiche da parte della polizia stradale che stanno prendendo in esame anche il tutto, come è successo, quello che è successo nell'incidente. E per il momento da Pramaggiore è tutto, sentiremo anche qualche voce poi per il servizio, e per il momento è tutto. Cedo la linea in studio. Grazie Smeralda Dalla Longa, il nostro operatore Michele Zanette della redazione di Udine e di Pordenone. Oggi in regia ci sono Andrea Basso e Italo Morao, e andiamo avanti con altri incidenti stradali. Purtroppo poteva avere conseguenze drammatiche quanto è avvenuto a Motta di Livenza, a poche centinaia di metri dall'istituto Scarpa. 3 studenti sono stati travolti da una Porsche, per fortuna non hanno riportato ferite gravi. Il coro è unanime, la strada è pericolosa soprattutto quando escono gli studenti dalla scuola, i cittadini attoniti di fronte ad un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, e mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del sinistro, i residenti chiedono maggiori controlli. A volte attraversano anche un po' così, anche senza guardare, questo sì, e allora noi arriviamo, rallentiamo perché percepiamo che stanno attraversando, insomma. Cerchiamo di rallentare, di fermarci, insomma. Ma è pericoloso comunque? Sì, è pericoloso perché forse è anche un po' sbagliato che deve fare questo così, non so, veramente. Forse andrebbe messa una segnaletica maggiore, più importante? Sì, questo è importante. Questo. Bisogna prestare una maggiore attenzione, ribadiscono i cittadini, sia agli automobilisti che transitano in prossimità di questo incrocio all'uscita dei ragazzi da scuola, sia agli studenti che attraversano la strada. Corrono abbastanza. Le auto? Sì. E anche i ragazzini quando arrivano? I ragazzini non attraversano neanche sulle strisce, perché lì c'è il palazzetto e vengono su. Stessi genitori non insegnano a attraversare sulle strisce, quindi l'errore è abbastanza grave. Quindi diventa pericoloso per gli automobilisti, ma anche per loro. Diventa pericoloso per tutti. Bisogna sempre rallentare comunque, chi è in automobile sicuramente sì. Sentiamo, dovremmo avere altre testimonianze raccolte su questo incrocio pericoloso da Daniela Sizia. Li ho visti, li ho salutati ed è stato molto toccante. La dirigente scolastica si è subito precipitata sul luogo dell'incidente per accertarsi delle condizioni dei suoi studenti. I 2 che erano sull'ambulanza per Oderzo mi hanno risposto, hanno detto che insomma non stavano così tanto male e che andavano a fare un controllo. Il ragazzino invece sull'elisoccorso era più provato e quindi mi ha guardato, mi ha lanciato uno sguardo affettuoso. 2 quindicenni sono stati portati in ospedale a Oderzo, un terzo studente è lì trasportato al Cafoncello. Non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Primo Maggio e via Dante Alighieri, a poche centinaia di metri dall'istituto Scarpa frequentato dai giovani. Da una prima ricostruzione il gruppetto di studenti stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Porsche condotta da un 30enne del posto, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Tra l'altro è stato proprio all'uscita di scuola, quindi intorno all'1:10. Ci siamo precipitati per vedere cos'era successo, abbiamo visto subito le ambulanze e l'elisoccorso. La paura è stata tanta anche perché noi abbiamo qui a Motta una scuola con 800 studenti. Penso che insomma tutti dovremmo fare un po' più di attenzione quando ci sono appunto le scuole o in prossimità delle strisce pedonali. In quel momento l'incrocio era pieno di studenti appena usciti da scuola. A quell'ora c'è proprio una fiumana di gente che attraversa, poi si sa i ragazzi essendo anche in gruppo magari attraversano vicino l'attraversamento pedonale ma sicuramente lì in prossimità e quindi è doveroso comunque fermarsi e cercare di fare attenzione. Per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di studenti e adulti presenti durante il sinistro. La Porsche ferma in mezzo alla strada poco distante, la targa che si è staccata con l'impatto. Dagli accertamenti eseguiti il conducente del veicolo è risultato in regola con i documenti di guida e con gli obblighi assicurativi e di revisione del mezzo. Torniamo agli episodi di violenza e vediamo una maxi rissa, questa volta è una maxi rissa a Trieste.
fronteggiano a colpi di mazze e spranghe, poi quando non hanno più cosa lanciarsi addosso vengono al corpo a corpo fra calci e pugni, scene da Fight Club, quelle vissute dai residenti di via Pascoli e Manzoni poco prima delle 23 di ieri sera, mercoledì 20 maggio, e proprio dai palazzi sovrastanti, fra lo spavento e la paura di veder danneggiata la propria auto in sosta, è stato girato questo filmato. Almeno 20, secondo la questura, i giovani che si sono fronteggiati nel nuovo preoccupante episodio di violenza. I residenti parlano addirittura di 30 soggetti. Stando alla polizia intervenuta sul posto con 2 volanti più una pattuglia dei carabinieri, si tratta degli stessi protagonisti dell'episodio di sabato 9 maggio in via Lazzaretto Vecchio, nella zona della Movida. Stavolta la baruffa fra bande rivali, non è chiaro perché si fronteggino, spaccio o controllo del territorio in stile Maranza, si è spostata nella zona di Piazza Garibaldi, barriera, per poi diventare ancora più cruenta nelle vie limitrofe. Tra i protagonisti ci sono italiani, pakistani e marocchini, sia maggiorenni che minorenni. Una decina di questi, identificati, interrogati sul posto, erano coinvolti anche nell'episodio precedente. Gli agenti hanno sequestrato 3 spranghe, 2 mazze e un coltello che erano stati nascosti sotto le auto in sosta. Tra i vari oggetti rimasti a terra lungo la via, come vedete, anche delle tenaglie, come si nota in questo video registrato da Trieste All News. 2 le ambulanze chiamate per la medicazione dei feriti, anche se a quanto pare gran parte dei soggetti più violenti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sono in corso le acquisizioni delle immagini dei circuiti di sorveglianza del circondario, mentre sui soggetti noti si attendono denunce o eventuali daspo urbani. Servizio di Marco Stabile, che è il capo della nostra redazione di Trieste. Torniamo in Veneto per la movida violenta, anche qui con risse, alcol e droga. Un mese dalla escalation delle tensioni in via Palazzo a Mestre, la sospensione del bar La Moretta. La titolare del locale è stata arrestata dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, sarà processata per direttissima. Io non sono d'accordo dell'ordinanza e ce l'ho tante persone da firmare perché hanno visto come è successo le cose. Non è colpa del mio bar. Se io mi rifiuto di dare a una persona e io sono... dico alle persone perché erano delle persone che non li voglio un bar mio, io ho detto che non sono gradevole un bar da me, non sono questa che loro escono fuori e mi buttano le mie sedie che non c'entrano niente. Allora, io non nego cosa perché hanno preso dal mio bar le sedie. Il bar è già venduto, sai, non penso niente, io ho venduto il bar e vado via perché non ce la faccio, perché mi hanno mandato in disperazione, io ho 2 bambini da crescere, io non posso andare avanti così. Pagare per colpa di altri. Parlava così un mese fa Cristina, la titolare del bar La Moretta di via Palazzo a Mestre, al centro delle polemiche per la movida violenta all'indomani dell'ordinanza della questura che aveva disposto la sospensione dell'attività per 15 giorni e la chiusura anticipata per 45. La donna è stata arrestata dai carabinieri in una sala slot e sarà presto processata per direttissima. I militari dell'Arma erano stati allertati da una passante che aveva notato la donna entrare in fretta e furia in un furgone in via Torino, temendo potesse trattarsi di una situazione di pericolo. Le forze dell'ordine, a seguito della segnalazione, avevano poi trovato la signora in una sala slot di via Cappuccina, sempre a Mestre, dove in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenza scagliandosi contro i militari. Dopo aver rifiutato le cure dei sanitari a lei offerte, la donna è stata bloccata e arrestata. In via Palazzo, intanto, secondo i commercianti, la situazione pare essere tornata sotto controllo. Siamo tornati alla situazione di serenità della via in centro città, insomma. Di sera poi non può essere che capitino ancora dei momenti di disguido, perché comunque tipo in Calle del Gambero è comunque una via chiusa e può essere che ci sia ancora qualche persona che magari vada lì a fare cose non propriamente lecite, però come in qualsiasi altra calletta o piccola strada chiusa della città, insomma. Il problema principale evidentemente era proprio quello legato all'apertura di questo locale. E stanno emergendo i particolari della maxi operazione di cui vi abbiamo parlato in apertura di questo notiziario. Maxi operazione non solo nel Veneto da parte dei Carabinieri ma anche in altre regioni. La rapina in villa nel Vicentino, 4 gli arrestati, avevano
tentato di rubare anche a casa dei coniugi mummificati. Decisive le impronte rilevate da Risti Parma e l'analisi dei tracciati GPS. Nel mirino, dice il giornale di Vicenza, una banda di matrice Sinta. 2 degli indagati, con l'aiuto di altre 2 persone, si erano introdotti anche a Montericco, nella villa della coppia trovata morta, che era sotto sequestro, violando i sigilli con l'intenzione di rubare. Vediamo, ci sono delle immagini dell'abitazione che era stata svaligiata, e questi sono i carabinieri che erano all'opera. Andiamo avanti con sempre la cronaca nera. La rapina alla tabaccheria, davanti alla tabaccheria di Piazzale Generale Giardino a Bassano del Grappa. Gli inquirenti starebbero quasi per identificare il responsabile del grave episodio. Monica Smiderle. La rapina è avvenuta proprio in questo punto. Il 70enne stava facendo degli acquisti in queste macchinette quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che l'ha colpito in pieno volto, ferendolo, facendolo cadere a terra, quindi gli ha rubato il portafoglio. Il rapinatore con il contante e le carte di pagamento si allontana rapidamente. Siamo in Piazzale Generale Giardino, in pieno centro, a Bassano. La vittima, ancora sotto shock, riesce a chiamare il 113 e a dare l'allarme. In pochi minuti sul posto arrivano gli agenti del commissariato di polizia che fanno scattare le ricerche, mentre il 70enne procede con il blocco delle tessere. Il rapinatore però è già riuscito ad utilizzarle in 2 distinti acquisti per un importo di circa 50 euro. È successo un'ora tarda e noi eravamo già chiusi. È arrivata la polizia, sono arrivati gli agenti, vi hanno chiesto anche le immagini della videosorveglianza. Sì, ma noi non ce le abbiamo perché non sono funzionanti le videocamere delle macchinette delle sigarette. Che zona è questa? Era mai accaduto un fatto così violento? No, un fatto così violento no. Un episodio grave che preoccupa chi vive e lavora in questa zona. Intanto le indagini proseguono e il rapinatore sarebbe già stato individuato. Si tratterebbe di un immigrato nordafricano sui 35 anni. Già in passato ha dato problemi a questa città. Il commissariato, intervenuto tempestivamente, sta identificando compiutamente il soggetto per dare strumenti adeguati all'autorità giudiziaria. Io mi auguro che questa sia una situazione, un evento che merita la massima attenzione, come già c'è massima attenzione, ma che porti a un risultato decisivo, perché non è possibile trovarci certi soggetti che girano per il centro pur essendo ben conosciuti. E vediamo la faida scoppiata tra famiglie magrebine per la contesa della leadership nel controllo dello spaccio a Venezia. Dopo l'aggressione e l'accoltellamento nel weekend alle Zattere, proprio a 2 passi dal Ponte dell'Accademia, polizia e carabinieri hanno arrestato 5 persone e di Caliman. Sono stati arrestati in 5 appartenenti al clan della famiglia tunisina Sacca in seguito all'escalation di violenza a Venezia sfociata nell'aggressione e nell'accoltellamento di alcuni membri della famiglia tunisina Mallat. Violenza che nasce dalla faida per la contesa sull'acquisizione della leadership nella gestione di traffici illeciti nella città lagunare, in particolare per il controllo del territorio e lo spaccio. Gli arresti arrivano a seguito delle indagini coordinate dalla procura con polizia e carabinieri. Gli investigatori hanno individuato e fermato gli uomini che avevano colpito con katane e coltelli nel corso di una rissa i rivali, ferendone 2, costretti poi a rivolgersi alle cure dei sanitari all'ospedale. I 2 tunisini erano già stati feriti in una precedente rissa un mese fa in Calle San Barnaba e poi una ventina di giorni prima in Campo Santi Apostoli. La polizia ha inoltre ricondotto ad alcuni appartenenti a un clan il tentato omicidio di un connazionale il 22 aprile scorso. L'operazione ha portato a 2 distinte misure cautelari che dispongono la custodia in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. La violenta rissa all'Eden Bar di Borso del Grappa, l'episodio a fine marzo, ma i 4 responsabili sono stati identificati e denunciati.
Calci e pugni, sedie e tavoli lanciati uno contro l'altro, arredi del bar danneggiati, l'ennesima violenta rissa all'Eden di via Molinetto a Borso del Grappa è scoppiata la sera del 22 marzo e ora i carabinieri sono arrivati a identificare e denunciare i 4 giovani che se le sono date di santa ragione. Un episodio precedente con protagonisti degli avventori sudamericani si era verificato a fine agosto. A dare il via alla nuova indagine la denuncia presentata dalla stessa titolare del bar che per colpa della furia dei 4 clienti si è ritrovata un bel po' di spese da sostenere. Siamo riusciti attraverso le immagini di videosorveglianza a identificare i 4 giovani, sono tutti ragazzi tra i 25 e i 19 anni, residenti nel Vicentino, che sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata da lesioni personali e per danneggiamento. Uno di loro ha riportato delle ferite guaribili in 7 giorni e quindi da qui l'accusa di rissa aggravata. Si tratta di 3 giovani di Bassano del Grappa, 2 25enni di origini marocchine e un 25enne albanese. Il quarto, un 19enne, abita invece a Rosà. Uno dei 4 è anche finito al pronto soccorso con una prognosi di una settimana. La maggior parte di loro sono incensurati, uno solo ha dei piccoli precedenti, ma niente di rilevante. Insomma, avevano alzato il gomito, questa è la motivazione? Probabilmente sì, probabilmente era questa la motivazione. L'Arena di Verona pubblica la foto di un grande attore, Fabio Testi, che per una volta non è su un set cinematografico ma in un'aula di tribunale. Infatti è stato chiamato a riferire della relazione avuta nel 1974 con Anna Rita Terrabuio, allora vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese. L'inchiesta ancora aperta è quella della strage di Piazza della Loggia. Cimiteri ancora bersaglio dei ladri, è stato però un colpo fallito, quello avvenuto nella notte tra lunedì e martedì al Camposanto di Silea. Alcuni ladri erano stati costretti alla fuga dopo l'allarme lanciato da un residente. Marta Zatta. Cimiteri ancora nel mirino dei ladri di rame, il cosiddetto oro rosso. Il colpo questa volta però è fallito grazie alla segnalazione di un cittadino. La scorsa notte al cimitero di Silea, in via Creta, alcuni malviventi sono stati costretti alla fuga dopo l'allarme lanciato da un residente. I ladri hanno forzato il cancello del Camposanto e si sono arrampicati sui tetti delle cappelle funerarie, iniziando a smontare coperture e grondaie in rame. A far saltare il piano è stato però il rumore dei lavori. Un cittadino della zona insospettito ha contattato il 112 segnalando movimenti anomali. L'intervento dei carabinieri è stato immediato, ma al loro arrivo i ladri si erano già dileguati. Sul posto sono stati recuperati un cumulo di rame già accatastato e diversi attrezzi da scasso, pronti per essere portati via. È un atto ignobile, niente di più. Cosa può essere? Rubare dove la gente ricorda i suoi cari o altro, mi sembra che sia veramente una cosa ignobile, è l'unico termine che ritengo idoneo. I carabinieri della stazione di Silea hanno avviato le indagini e acquisito le immagini della videosorveglianza della zona per risalire alle loro identità. Non si tratta però di un caso isolato. Nei giorni scorsi, nei cimiteri di Nogarà e Ciano, a Crocetta del Montello, i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo, trafugando grondaie in rame. Sempre nei giorni scorsi, al cimitero di Chiarano, invece, un'anziana di 87 anni era stata rapinata dopo essere stata picchiata violentemente al volto, finendo all'ospedale. Gestisco una chiesa, la chiesa, e là vengono a rubare le elemosine che ci sono dei lumicini, quindi centesimi, e fanno danni che poi sono irreparabili anche per la struttura della cassetta, tutto quanto. Sono dei vigliacchi, perché non capisco rubare, ma andare a rubare in cimitero, in chiesa, è una cosa vergognosa, tagliare le mani. E proprio in seguito all'aumento di reati contro le persone, contro i patrimoni, è arrivato in Veneto ieri il ministro degli interni Matteo Piantedosi, che si è recato a Vicenza, è stato in prefettura a presiedere un vertice proprio sulla sicurezza nella città e nella provincia di Vicenza. Sentiamo. Noi dall'inizio dell'anno scorso abbiamo destinato a questa provincia, dicevo, 236 nuove unità di personale delle forze di polizia che hanno segnato una possibilità di avere un turnover positivo di 30 unità.
Entra subito nel vivo, così il Ministro dell'Interno, sul nodo principale, la carenza di organico delle forze dell'ordine sul territorio, sottolineato più volte dagli amministratori pubblici del Vicentino che avevano consegnato al prefetto le loro istanze, preoccupati per la mancanza dei rimpiazzi dovuta ai pensionamenti. Siamo riusciti a registrare quindi un turnover che va leggermente sopra il 10% di quella che insomma la massa critica insomma, di personale che abbiamo movimentato. Altre immissioni contiamo di farne, abbiamo la fuoriuscita ai corsi della prossima estate, la Polizia di Stato mi ha già dato il conto che dovrebbero essere almeno 20 unità che destinerà, quindi immaginabilmente farà lo stesso l'Arma dei Carabinieri e la Finanza, quindi diverse decine di unità di personale. A livello nazionale registriamo che si sta abbassando la curva delle fuoriuscite per pensionamenti, che pure qui aveva inciso. Oltre al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un segnale importante del Ministro è stato rivolto ai sindaci e ai rappresentanti delle categorie economiche. Proposto al sindaco, abbiamo condiviso anche un discorso importante di implementazione del sistema di presidio del territorio anche con le tecnologie. Abbiamo preannunziato che abbiamo destinato al Comune di Vicenza 400.000 euro per questo, ma altre risorse possiamo rinvenire e mettere sul tappeto per migliorare il presidio del territorio anche attraverso questi sistemi. Quest'estate ci sarà una delle più grandi quote di assegnazione della Polizia di Stato. Il Ministro ha detto che c'è un'indicazione ma non ci sono ancora i numeri. È chiaro che la richiesta è quella che ci sia perlomeno un'equiparazione rispetto ai pensionamenti, anzi speriamo di poter andare oltre. Ci ha garantito che avrà un'attenzione particolare per il nostro territorio, ci sarà un incremento delle forze di polizia, ma soprattutto ha spinto sul fatto del tema della videosorveglianza per creare un sistema condiviso che ci sia la possibilità anche di usare le telecamere delle persone private, delle aziende private, non solo quelle pubbliche. E ovviamente si sono rivolti a Piantedosi tanti sindaci del Vicentino proprio in seguito all'aumento in particolare dei furti nelle abitazioni. Sentiamo i loro appelli. Col nuovo decreto sicurezza sicuramente qualche passettino in avanti è stato fatto. Servono più poteri ai sindaci, come ormai è ribadito più volte in più sedi, per intervenire direttamente ognuno nel proprio territorio. Chiediamo al Ministro che nei limiti del possibile aumenti il numero degli agenti di pubblica sicurezza in giro per il territorio, anche nei piccoli centri. Maggiori pene per chi appunto continua a introdursi nelle proprietà altrui, perché appunto è questo quello che ci chiedono i cittadini, ci vogliono pene più severe e ci vogliono più controlli. È fondamentale avere il personale è quello che fa la differenza, il numero degli agenti e il numero delle strutture che possano garantire un lavoro immediato ed efficiente è fondamentale, per cui al Ministro chiederemo questo sostanzialmente, insomma quello di essere presenti nel territorio e di permettere ai nostri agenti di svolgere il servizio in maniera efficiente e in maniera immediata soprattutto. E questa è la cronaca ormai quotidiana dei furti in abitazioni, ma ci sono anche i cold case. C'è una notizia pubblicata dalla Tribuna di Treviso, è una notizia davvero sconcertante. La pasticcera di Roncade uccisa a coltellate, la svolta 35 anni dopo l'omicidio. C'è un indagato, la famiglia di Sandra Casagrande, ammazzata nel 1991 all'interno della sua pasticceria a Roncade nel Trevigiano, aveva sempre chiesto di continuare a indagare la compatibilità del DNA con alcuni indizi, iscritto nel registro degli indagati un uomo di 57 anni, una notizia davvero molto importante, vedremo se ci saranno degli sviluppi in giornata. Ma torniamo al vertice per la sicurezza nel Vicentino, ma più in generale in tutto il Veneto. Resta una priorità anche per la senatrice bassanese Mara Bizzotto. La presenza del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi oggi a Vicenza viene definita da Mara Bizzotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un segnale di grandissima attenzione verso l'intero territorio vicentino e bassanese. La senatrice della Lega ringrazia il Viminale per aver accolto le richieste arrivate dalle categorie economiche, dai sindaci e dai cittadini sul rafforzamento della sicurezza.
Bizzotto ricorda come la provincia di Vicenza sia un'area strategica per l'economia nazionale, con una forte presenza imprenditoriale, infrastrutture sensibili e basi militari, elementi che rendono necessario un potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e della vigilanza. La sicurezza di cittadini e imprese è una priorità assoluta, sottolinea Bizzotto, assicurando che continuerà a seguire personalmente il dossier affinché al territorio arrivino risposte concrete. Servizio di Ivano Tolettini. E poi il Ministro degli Interni ha concluso la sua visita in Veneto a Venezia. Sentiamo. La Procuratrice ha preannunziato che costituirà un nucleo specializzato proprio sui reati di sicurezza urbana, quindi sarà un'interfaccia specializzata proprio con le forze di polizia sui reati che riguardano proprio la sicurezza urbana. Abbiamo dato 457 uomini in più delle 3 forze di polizia. Stiamo cercando di dare un contributo anche per quello che riguarda il miglioramento delle dotazioni logistiche alle politiche di sicurezza, tipo abbiamo 1.700.000 euro e oltre che abbiamo destinato per il triennio in corso al Comune di Venezia col Fondo Sicurezza Urbana, vale a dire risorse per videosorveglianza oppure per lo straordinario dei vigili urbani, ma ho annunciato che ho anche in animo di dedicare 2 milioni di euro specifici alla città di Venezia dei fondi sviluppo e coesione del Ministero dell'Interno. Siamo in attesa di poter sottoscrivere un accordo con la Regione e quindi destinare 2 milioni di euro da destinare proprio alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana della zona di Via Piave, quindi un intervento di concorso anche con dei soldi chiaramente alle politiche che il Comune metterà in campo probabilmente per riqualificare quell'area. Quindi, insomma, il miglioramento della situazione quindi in Via Piave, dice, o comunque generalmente sa che Mestre anche per i dati del suo Ministero è una delle... Mi dicevano che rimane una situazione sempre da attenzionare, ma che nella sinergia che è stata messa in campo c'è una prospettiva di cura, come è doveroso da parte mia ma da parte nostra nei confronti di una città straordinariamente meravigliosa, bellissima ed importante come Venezia, che è una cartolina dell'Italia. Quindi ecco perché oggi ho voluto assicurare la presenza anche per dare il segno tangibile dell'interesse e tornerò in occasione di queste iniziative che abbiamo programmato. E questa è l'intervista di Filippo Fois al Ministro degli Interni. 30 aziende in crisi sarebbero state svuotate dei beni e portate al fallimento attraverso un sistema molto collaudato. 12 gli indagati e sequestri per quasi 5 milioni di euro. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso è un nuovo filone investigativo che ruota attorno al cosiddetto business angel, cioè l'angelo degli affari, Flavio Zanarella, che si diceva disposto a salvare gli imprenditori in difficoltà. Tra gli indagati un 48enne di Bassano del Grappa, un 55enne di Campo San Martino, un 58enne di Thiene, un 67enne di Vicenza e un 66enne di San Giorgio in Bosco. Vediamo, Nicola Marcato. Un sistema rodato costruito secondo gli investigatori per prendere il controllo di aziende in difficoltà, svuotarle delle risorse e lasciarle fallire. È il quadro emerso dall'indagine della Guardia di Finanza di Treviso che ha portato a 12 indagati e a un maxi sequestro da 4 milioni e 700 mila euro. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero 4 consulenti aziendali che, pur senza incarichi ufficiali nelle società coinvolte, avrebbero diretto un vero e proprio gruppo operativo attraverso contatti continui, anche attraverso chat riservate. L'odierna indagine nasce a seguito della liquidazione giudiziale di 2 società, una società a responsabilità limitata e una società per azioni con sede nella provincia di Treviso e di Padova. E il gruppo di fatto a cui appartenevano i sodali ha gestito negli anni complessivamente 30 aziende dislocate sull'intero territorio del nord-est, 16 delle quali sono attualmente in liquidazione giudiziale. Secondo l'accusa, il meccanismo era sempre lo stesso: acquisire aziende già gravate da debiti, trasferire denaro e beni verso altre società riconducibili allo stesso circuito e infine lasciare le imprese senza patrimonio, incapaci di far fronte ai creditori e al fisco. Tra le operazioni finite sotto la lente degli investigatori anche il trasferimento di un ramo d'azienda del valore di quasi 3 milioni di euro verso una nuova società attraverso compensazioni considerate fittizie. Un passaggio che avrebbe consentito di sottrarre beni
peni al pagamento delle imposte e rilanciare l'attività sotto una nuova veste societaria. Le Fiamme Gialle parlano di un disegno criminoso replicato in oltre 30 aziende tra Veneto, Friuli, Lombardia e Toscana. Non è rilevante il settore l'attività svolta dall'azienda, ma il fatto che l'azienda che versa in condizioni finanziarie difficili si apra ai sodali e che con la scusa di entrare per aiutare in realtà fanno l'esatto opposto. Questo nuovo capitolo investigativo si collega all'inchiesta già aperta su Flavio Zanarella, imprenditore padovano, sedicente business angel ed ex responsabile sviluppo di Federcontribuenti, già arrestato nel luglio 2025 nell'ambito di un'altra operazione per reati finanziari e tributari. Servizio di Nicola Marcato, e quindi in realtà il business angel è un satanasso che ti entra nell'azienda e te la spolpa, e te la porta via. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Andrea Basso e Italo Morao, torniamo subito, vediamo, dimenticavo un titolo, chiedo scusa, prima di andare in pubblicità. A Teolo una banda ha rubato gli attrezzi dal furgone in 3 ripresi dalle telecamere, è successo nella notte tra martedì e ieri. Una banda avrebbe rubato attrezzature da un furgone parcheggiato in via 4 novembre al confine tra Teolo e Abano. I residenti dicono siamo sempre più sospettosi, e queste sono le immagini di uno dei ladri in azione. Pubblicità, a tra poco. E torniamo su questo colpo di scena ad oltre 30 anni dall'omicidio di Sandra Casagrande, la donna uccisa a coltellate il 29 gennaio del 91 all'interno della pasticceria Due Torri di Roncade. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso registrano infatti un nuovo clamoroso sviluppo investigativo. Al centro degli approfondimenti vi è un 57enne residente in provincia, formalmente iscritto nel registro degli indagati. Gli investigatori stanno verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio. La svolta investigativa nasce da ulteriori analisi scientifiche eseguite sui reperti che hanno consentito di isolare un profilo genetico maschile rimasto per lungo tempo senza attribuzione, nonché dal successivo confronto con la banca dati nazionale del DNA. Gli accertamenti sviluppati attraverso moderne tecniche di indagine genetica hanno consentito di far emergere elementi ritenuti meritevoli di approfondimento investigativo. Sandra Casagrande venne trovata priva di vita la sera del 29 gennaio del 91 all'interno della propria attività commerciale di Roncade. Da allora il caso è rimasto tra quelli più complessi e conosciuti della cronaca trevigiana, uno dei cosiddetti cold case. Adesso andiamo a Venezia perché è arrivato alla Biennale di Venezia il Ministro della Cultura Giuli dopo lo strappo con il Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Giuli ha incontrato i giornalisti, sentiamo cosa ha detto. Dove eravamo rimasti? Siamo nel Padiglione Italia, incantati dalla visione dell'allestimento che Cecilia Canziani ha fatto delle magnifiche opere di Chiara Camoni. Ci tenevo moltissimo, l'avevo detto, a visitarlo, molto al di là delle aspettative, l'energia e la vitalità che trasmette questo meraviglioso padiglione. Senta Ministro, c'è un messaggio che arriva dalla Biennale Arte secondo lei? Il messaggio che arriva dalla Biennale Arte è la libertà, come sempre, la bellezza, la cura della funzione sociale delle arti, al di là di qualsiasi polemica. Ha visitato anche lei i giardini dell'Arsenale, i giardini della Biennale? No, adesso stiamo andando a Palazzo Labia, è una visita un po' veloce questa. È un segnale distintivo la sua presenza qui?
Sì, naturalmente è un segnale dovuto al Padiglione Italia, che è il padiglione del Ministero della Cultura, e è un segnale di sopraggiunta tranquillità, è un segnale che ci lasciamo alle spalle ogni polemica, è un segnale di amore per Venezia, caso mai non si fosse capito che l'amore per Venezia non era mai venuto meno, è un grande segnale d'amore per la Biennale, qualunque cosa sia accaduto, per la storia della Biennale e per tutto ciò che esprime insieme con il Ministero. Ha visto Buttafuoco? Perfetto, grazie. Sì, certo che l'ho visto. Com'è andata? Benissimo, come può andare con Buttafuoco? Grazie mille a tutti. Grazie. Così Ministro Giulia al microfono di Filippo Fois. Ci sono tanti big della politica che stanno arrivando in Veneto in vista delle elezioni amministrative, tutti i riflettori ovviamente puntati su Venezia. Sono arrivati proprio ieri c'era Matteo Renzi, prima è arrivato Giuseppe Conte, è arrivato Salvini, che prima di arrivare a Mestre era stato ha parlato a Mestre della vicenda dei bambini della scuola di Marostica che erano stati portati in gita scolastica dai migranti a Trieste. Sentiamo cosa ha detto. C'è un commento sul caso degli alunni di Marostica che sono andati in gita a Trieste a partecipare a questo progetto di aiuto per i migranti? Non l'ho seguito, ho solo sentito le motivazioni di uno degli educatori che riteneva che non si possa definire qualcuno clandestino. Insomma, c'è una legge, quindi è bello educare i bambini alla curiosità, al rispetto di ogni essere umano, però si entra e si rimane in Italia se si ha il diritto di farlo. Perché un conto è l'immigrazione positiva, regolare, e Mestre ne è un esempio, un conto è l'abuso, il caos, l'anarchia, l'illegalità, la clandestinità, che i nostri figli vengano educati all'illegalità non mi sembra una cosa intelligente da fare. Questo prescinde da questioni religiose, culturali, etniche. Ci sono delle leggi, chi non rispetta delle leggi non ha il diritto di rimanere in Italia, appunto. Così il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Vediamo adesso la vicenda dei genitori dei bambini dell'asilo di Albignasego, dove lavorava in segreteria l'ex professore accusato di abusi su minorenni, genitori che hanno lanciato una petizione per allontanare il direttivo del centro dell'infanzia con il parroco che risponde loro con una lettera. Il parroco della parrocchia di San Lorenzo di Albignasego ha scritto ai genitori del centro per l'infanzia che hanno chiesto le sue dimissioni per aver ospitato in canonica Francesco Saviane, 37enne, ex professore di religione accusato di aver abusato di 7 minorenni, e per averlo assunto come segretario dell'asilo. Nella lettera Don Cesare conferma quello che già l'avvocato del 37enne aveva anticipato al termine dell'interrogatorio davanti al giudice in tribunale, ovvero che Saviane in queste ore ha lasciato la canonica per un altro luogo dove rimanere agli arresti domiciliari. La vicenda dell'ex professore di religione accusato di abusi sessuali nei confronti di ragazze e ragazzi minorenni ha travolto la parrocchia di San Lorenzo, scossa e addolorata. I genitori dei bambini che frequentano il nido e la scuola dell'infanzia Carlo Oliviero hanno lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni dell'attuale direttivo del centro dell'infanzia. Sono già più di 400 le firme raccolte. Nella bufera anche una suora, oltre al parroco Don Cesare, che contro le disposizioni della diocesi ospitava in canonica Francesco Saviane dal 2023, periodo nel quale era stato allontanato dall'insegnamento della religione nell'istituto Barbarigo, dove erano scattate le prime segnalazioni dei presunti abusi. Nella petizione i genitori chiedono l'allontanamento del parroco e della suora dagli incarichi gestionali, un chiarimento ufficiale e l'attivazione di procedure a tutela dei minori. Nella lettera inviata nelle scorse ore alle famiglie, il parroco spiega che l'ex professore di religione non ha mai avuto ruoli educativi all'interno dell'asilo ed è stato già licenziato, ma invita anche alla prudenza di fronte al cieco sospetto.
Dice Valentina Visentin, sdegno e indignazione per le immagini che sono arrivate da Israele con gli attivisti della flottiglia costretti ad inginocchiarsi davanti ai militari israeliani, con Ben Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, che sventolando una bandiera con la stella di David li insultava e diceva benvenuti in Israele, li derideva, erano legati con una mascherina sugli occhi e davvero fatti inginocchiare davanti agli uomini dell'esercito. Ne abbiamo parlato ovviamente ieri sera a Focus. Sentiamo tra gli altri ospiti c'era Nicola Talmi della CGIL, sentiamo cosa ha detto. Che cerca di portare aiuti in una zona dove, per dare l'idea, insomma, c'è attualmente la rabbia, cioè ci sono i topi, non c'è l'acqua, c'è la peste, cioè la gente sta morendo di fame, non c'è l'accesso ai medicinali, Israele ha distrutto tutte le infrastrutture di Gaza, quindi la gente è accampata e vive in una situazione disperata. Un gruppo di volontari da tutta Europa parte per portare degli aiuti, viene fermato in acque internazionali, ma ricordiamo una cosa perché ce la dimentichiamo, guardate che le acque davanti a Gaza non sono di Israele, non sono di Israele. Quindi Israele compie delle violazioni dei diritti internazionali pazzesche, sulle acque internazionali, il blocco navale, fa tutte queste cose qua. E le persone che vengono prese, tra i quali un deputato tra l'altro, vengono legate, inginocchiate a terra col ministro, perché dicono quelli lì, quelli che vogliono portare gli aiuti umanitari alle persone che stanno morendo di fame, sono amici dei terroristi. Ora immaginatevi cosa fa mediamente il governo di Israele nei confronti dei palestinesi, perché queste persone hanno la fortuna di essere occidentali, sono gli ambasciatori che si stanno muovendo, perfino l'Italia, bellissime le parole del presidente Mattarella, e quindi questi tra 2 giorni riusciranno anche a tornare da noi. Ma pensate a come vengono trattati i palestinesi dentro le prigioni illegali di Israele, perché occupa un paese e gli arresta i cittadini e li porta nelle prigioni, compresi i minorenni, i bambini. Pensate quindi, la grande iniziativa della flottiglia ha questo senso, perché queste persone che vedete inginocchiate così adesso, umiliate in questo modo, si dice la grande democrazia del Medio Oriente, immaginatevi se non fosse una democrazia, se questo fanno nei confronti degli europei, immaginatevi cosa fanno mediamente. Pensate che Ben Gvir, quello che sta facendo queste cose qua, che è un ministro di un partito piccolino di estrema destra, che da noi sarebbe probabilmente fuori legge un partito di questo genere, al suo compleanno ha festeggiato con una torta, con un cappio, perché hanno introdotto una legge unica al mondo, neanche nel Sudafrica c'era, dell'apartheid, in cui c'è la pena di morte ma solo per i palestinesi. Allora, così Nicola Talmi ieri sera a Focus sulle vicende israeliane c'è una grossa polemica, ci sono tanti telespettatori che per esempio ieri hanno scritto condannando il gesto del ministro israeliano, ma chiedendo le ragioni per le quali questi attivisti vanno a rischiare la vita su imbarcazioni dirette a Gaza e quindi verso una zona di guerra. Molti hanno scritto cosa potevano aspettarsi da chi è solito uccidere vecchi e bambini come se niente fosse. Quindi la polemica continua, come continua anche quella sull'immigrazione dopo i fatti tragici di Modena, cioè l'italiano di origine marocchina che ha investito i passanti nel centro della città. C'è stata una polemica, sono volate parole pesanti tra Stefano Valdegamberi e Said Shaibi l'altra sera a Ring. Vediamo. Torna a casa tua? No, casa mia è qui. Casa mia è qui. Cos'è che ha detto Valdegamberi? Se lo rimangi Valdegamberi. Tu lavori contro gli italiani con quello che stai dicendo. Valdegamberi, però aspetti un attimo. Fermili. Cosa io faccio querela. Ho capito, ma devo sentire cosa ha detto. Vi prego, non questo livello qui. Allora, Valdegamberi, cosa ha detto? Ha detto a Shaibi cosa? No, ho detto niente, ho detto che non può attaccare gli italiani così, ripeta, questo signore. Valdegamberi, lei mi ha invitato a tornarmene a casa mia, giusto?
C'è la registrazione, se lei dice di no adesso fa solo una speranza. Dica lei, tu hai detto delle cose offensive per gli italiani, che questi fatti qua non c'entrano nulla. Io non ho offeso i miei concittadini. Purtroppo abbiamo le carceri piene di persone che sono degli irregolari e che vengono qui senza nessuna norma. È giusto che si cominci a fare pulizia. Sì, guarda caso, a uccidere per strada con l'auto le persone che vanno per strada sono sempre state persone di una certa provenienza. Guarda caso. Valdegamberi, guardi, siccome lei ha appena detto una cosa molto grave e l'ha detta pubblicamente, le anticipo già che domani verrà contattato dei miei legali. Glielo anticipo già. Ma fai legali, ma che legali vuoi che abbia? Vai dai tuoi legali, per difenderti usi la querela. Siamo in politica, c'è il dibattito pubblico, difenditi. Però lei non deve dire torna al tuo paese. Non può dirmelo. Fermili per il paese d'Italia. Allora, questo è il ring, insomma, se le sono date di santa ragione Stefano Valdegamberi di Futuro Nazionale e Said Shaibi, che è il segretario cittadino a Treviso di Sinistra Italiana Alleanza Verdi Sinistra. Allora andiamo in pubblicità con Andrea Basso, Italo Morau in regia. State con noi, torniamo subito. La tragedia delle Maldive, come dice il Corriere della Sera in questo titolo, i sub morti hanno imboccato un cunicolo senza uscita. È una delle ipotesi. La grotta, hanno detto gli esperti, non era mai stata mappata. Purtroppo sono tutti morti e sono stati poi riportati in superficie tutti i corpi dei subacquei deceduti alle Maldive e settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44enne di Padova, operation manager dell'agenzia Albatross Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione risultata fatale a queste 5 persone. La salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La Procura di Roma ha affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del padovano Gianluca Benedetti, vittima della tragedia delle Maldive. La salma del 44enne, dopo l'arrivo a Malpensa nelle scorse ore, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo il rimpatrio, l'autopsia verrà eseguita anche sui corpi delle altre 4 vittime recuperati in questi 2 giorni dal team di speleosub finlandesi della DEN Europe. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. Verranno acquisiti e analizzati i filmati della telecamera GoPro recuperata nella grotta e tutta l'attrezzatura utilizzata dalle 5 vittime per l'immersione nelle grotte. Secondo la legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha organizzato la crociera scientifica, nessuno dei 5 sub aveva un brevetto full cave necessario per raggiungere le profondità dove sono stati ritrovati i corpi. La professoressa genovese Monica Montefalcone aveva anche una muta corta non adatta ad ambienti marini così profondi. L'ipotesi che si fa strada è che il gruppo possa essersi perso, forse a causa delle correnti. Nel video della DEN Europe le immagini finali dell'operazione di recupero dei corpi delle ultime 4 vittime. Nelle scorse ore sono stati recuperati dagli abissi i corpi di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Dedino, e sono stati trasferiti a Malè in attesa del rimpatrio delle salme. Aperta questa mattina dalle 9 alla casa funeraria in via Sarajevo a Belluno la camera ardente per Gianclaudio Bressa, ex sindaco del capoluogo e parlamentare di lungo corso, scomparso 3 giorni fa. Domani i funerali alle 16 in cattedrale. In questi giorni numerosi messaggi della politica nazionale e locale. Anche il Lions Club Belluno ricorda Gianclaudio Bressa, socio del sodalizio per una decina d'anni. Un amico generoso e competente, scrive il presidente Alessandro Toscano, ironico e costruttivo, che ha dato molto anche al leonismo, alla sua città e al suo paese. La cronaca sindacale, ci sono novità importanti per le vertenze Hydro ed Edin Bosch, sindacati cauti, priorità a occupazione e continuità produttiva, mentre è in corso il dramma dei 1700 lavoratori dell'Electrolux che la multinazionale intende licenziare.
Passo avanti nella vertenza idro. Al tavolo convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy è stata confermata l'esistenza di una manifestazione di interesse concreta per lo stabilimento di Feltre. Dopo 7 candidature iniziali il percorso si è concentrato su un unico soggetto industriale che avvierà ora la fase di verifica sulle prospettive occupazionali e sul piano industriale. FIM e FIOM parlano di segnale importante per allontanare il rischio di dismissione, ma chiedono garanzie precise, salvaguardia dei posti di lavoro, mantenimento dell'intera filiera produttiva e nessuno spezzatino delle attività. Il prossimo tavolo ministeriale è fissato per il 1° luglio, quando dovrebbe partire il confronto diretto con il potenziale acquirente. Da Roma anche il commento della sindaca di Feltre, Viviana Fusaro, che parla di piccolo passo avanti, sottolineando però la necessità di mantenere alta l'attenzione sul futuro industriale del sito. Intanto si apre una nuova fase anche per Edin Bosch. È stata infatti ufficializzata la cessione dell'azienda Tecnomeccanica, gruppo italiano attivo nella pressofusione di alluminio e nelle lavorazioni meccaniche. I sindacati chiedono ora un incontro immediato con la nuova proprietà per conoscere piano industriale, investimenti e garanzie occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti. Servizio di Tiziana Bolognani. E intanto i membri del coordinamento No Inceneritore Fusina tornano sul piede di guerra con i dati ufficiali di ARPAV. La raccolta differenziata è in calo a Venezia con l'aumento della produzione di rifiuti e dei costi. L'inceneritore brucia la raccolta differenziata e inquina. I membri del coordinamento No Inceneritore Fusina tornano sul piede di guerra con i dati ufficiali di ARPAV. Su Venezia Comune, per esempio, la raccolta differenziata nel 2021 era al 65%, adesso è al 62,8%, quindi c'è un calo. A livello di bacino c'è un più 0,8%, ma insomma è stabile, quindi è ferma negli ultimi 5 anni. Il fatto grave è che aumenta tantissimo la produzione del rifiuto complessivamente, cioè sul comune di Venezia siamo al più 12%, quindi siamo a 165.000 tonnellate, e aumenta anche la produzione di rifiuto pro capite. Questo perché ovviamente non si è puntato sulla raccolta differenziata spinta, sul porta a porta, né è stata fatta alcuna politica di riduzione dei rifiuti. Questi dati sono impietosi, continua Donadel, che insieme al comitato ha organizzato un presidio davanti al municipio in via Palazzo a Mestre. Questi dati testimoniano che purtroppo avevamo ragione quando dal 2019 ad oggi abbiamo portato avanti una battaglia contro la costruzione di nuovi inceneritori, che siano quello di Eni, che infatti è stato bocciato dalla valutazione di impatto ambientale, dalla valutazione di impatto sanitario, o che siano quelli di Veritas ancora attivi. Purtroppo avevamo ragione non solo da un punto di vista della salute, per tutto quello che riguarda i loro fattori di inquinamento, ma anche per quanto riguarda il meccanismo sbagliato alla base degli inceneritori, cioè il fatto che non sono una soluzione per lo smaltimento dei rifiuti, ma invece continuano ad aumentarne il problema. Ci piacerebbe sapere cosa dice chi per tutti questi anni ha continuato a legittimare e difendere a spada tratta gli inceneritori. A preoccupare sono soprattutto i danni sulla salute. Ce ne sono tanti e già molto ben dimostrati, soprattutto sui bambini fin da prima della nascita, perché le madri incamerano queste sostanze e gliele trasmettono. E quello che preoccupa in una situazione come questa è che i rifiuti che quotidianamente vengono bruciati contengono elevate quantità di PFAS. Si parla di 50 nanogrammi ogni grammo di rifiuto, che si trasforma in milioni di nanogrammi, e quindi lei capisce che quando ci dicono che i nanogrammi che le quantità che vengono emesse dall'inceneritore sono piccole, sono basse, che non sono pericolose, che sono entro i limiti, noi sappiamo solo che vengono emessi miliardi di unità tossiche, cioè di unità di metalli pesanti, di PFAS o di diossine che fanno male. Servizio di Ilaria Marchiori, questa sera Focus alle 21:20, gli ospiti Emanuele Munari, Gianluigi Nalin, Giacomo Nilandi, Ivan Palasco, Giuseppe Paolin, Massimo Venturato, Cristina Zanini e Marco Zecchinato. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Italo Morau, ci vediamo stasera se lo vorrete, buona giornata, arrivederci.